Ezechie al mandà mes per tutto Israele, per Giude, e scrive anche letteri a Efraim e a Manasse, per clamare tutti dal Tempio di Gerusalemme a fare la Pasqua in onore del Signore, Dio di Israele. Il re, i sei graduati e tutta l'assemblea di Gerusalemme a destinare di fare la Pasqua dal secondo mese, perché non avevano potuto fare quanto stiadeve, per via che non si erano smondeati a vonde predis e il popolo non si era da donde a Gerusalemme. La proposta è giusta al re e a tutte le assemblee, a destinare di mandare fuori un befel per tutto Israele, di Bersabè ad Dan, perché tutti avvenissero in Gerusalemme a fare la Pasqua in onore del Signore, Dio di Israele. Stant che un evore di loro non avevano arrivato a fare come che gli era stato ordinato. I cursori, con tanti lettere dal re e dai sei graduati, a passare in tutto Israele e Giude berlant per ordine dal re. Figli di Israele, tornai dal Signore, Dio di Abramo, di Isaac e di Israele, e lui al tornerà di tutti vuatris, così stiam pas des mans dal re de Assirie. Non state alla daur dai vostri sparis e dai vostri sfradis, che han buttato di bande il Signore, Dio dei loro vons, e anche lui io abbandonas alla disperazione, come che potes viodi. Non state a essi dus di chiaf come i vostri sparis, slungiai la man verso il Signore. Venite dal santuario che lui ha fatto santo per sempre. Servite il Signore vostro Dio e la sua fumata sbrovent si slontanerà di vuatris. Di fatto, sottornareis dal Signore, i vostri sfradis e i vostri figli acchiatteranno remissione tal cur di che io han menas vie. Attorneranno in chistetiere, perché il Signore vostro Dio ha la dul e al perdone, e non volterà la sua muse di vuatris, se vuatris o tornareis di lui. I cursori a passare di città in città, tetiere di Efraim e di Manasse, finta a Zabulon, ma la intius beleave e usghignave in muse. Dome un troput di Aser, di Manasse e di Zabulon, si umiliarono e avvenirono a Gerusalemme. Investiti in Giude, si palesà la forza dal Signore, che ordè un cursol talmente in vore l'ordine dal re dei sei graduati, secondo la paraula dal Signore. Si dedongia in Gerusalemme un disordine di int per fare la fiesta dal pancio in Celevan, dal secondo mese, e fu un'assemblea con tante intone. A scominciare a buttare giù gli altari che erano in Gerusalemme, a sdrumare anche gli altari dei bonodors e a buttare in tal rio dal Cedron, a sacrificare in la Pasqua al cutuardis dal secondo mese. I predis e i levis, pleni di riguardo, si smondearono e poi presentare in olocausto al Templi. Ognuno all'ette soplace, secondo le regole destinate per loro te legge di Mosè, uomo di Dio. I predis sborfavano col sangue che lo chiappavano in desmans dai levis, perché un evore di loro te assemblee non si erano smondeati. I levis provvedevano a coppare agnei de Pasche perché non avevano la mondisie che coventava per offrire al Signore. In Efies, la pluralità dei indi Efraim, di Manasse, di Zaccar e di Zabulon non si erano smondeati. A mangiare in la Pasqua senza fare ciò che le comandato. Ezechie al prea per loro. Il Signore, che è buon, che vede remissione di tutti che hanno un cur disponuto a Ciridiu, venga sta il Signore, Dio dei loro vons, anche senza la mondisie che covente per santuari. Il Signore ascoltò Ezechie e sparagnò il popolo. Così i figli di Israele, che erano in Gerusalemme, a fare la fiesta dal pancio in Celevan per 7 giorni, con grande gionde, intanto che i predis e i levis laudavano ogni dì il Signore, con strumenti che suonavano in suo onore. Ezechie urde spirito a tutti i levis, perché aveva impalesato un gran sentimento dal servire il Signore. Per 7 giorni, a chiappare in parte al gran gustà, a offrire in sacrifici di comunione e a laudare il Signore, Dio dei loro vons. Tutte le assemblee ha deciso di fare fieste per altri 7 giorni e così a passare anche 7 giorni di allegria. Di fatto, il re Ezechie aveva regalato alla Int 1000 taurs e 7000 pioris. Anche i sorestanti avevano regalato alla Int 1000 mangius e 12.000 pioris. Si erano smondeati un evore di predis. Tutte l'assemblea di Giude, i predis e i levis,
tutto il troppo venuto di Israele, i forest venuti de terre di Israele, e che erano sta in Giude, a fuori in colmas di ligrie. A fuori di onde straordinarie in Gerusalemme, perché dai tempi di Salomone, figlio di David, re di Israele, non era succeduto una roba compagna in Gerusalemme. I predis e i levis aievaren in pis per segnare il popolo. La loro voce fu ascoltata e la loro preghiera arrivò fin te sante chiese di Dio, tal cielo.